Qua a Vinitaly siamo presenti con le due zone di produzione, quindi la zona dell'Oltrepo Mantovana con i Lambruschi, le zone della collina con i vitigni internazionali. Si è presenti con 9 aziende nel padiglione nella zona Lombardia, poi abbiamo altre 4 aziende che sono in altre zone per scelta aziendale, però rappresentano comunque Mantova, quindi qui sostanzialmente abbiamo il 90% della produzione mantovana a Vinitaly. Il nostro obiettivo è quello di far conoscere quelli che sono i vini mantovani, che il più delle volte sono sì conosciuti come aziende ma non come territorio mantovano. Quindi il nostro compito oggi è quello di far conoscere i vini mantovani al di fuori dei confini di Mantova, non solo i vini, perché poi legati ai vini ci stanno i nostri territori, quindi non dimentichiamoci che noi non siamo solo un consorzio di promozione, ma siamo un consorzio di tutela a tutti gli effetti, quindi abbiamo tutta l'altra parte che riguarda la tutela e i controlli su quelle che sono le denominazioni, che sono in capo al consorzio. Cantina Virgilio è un'azienda di Mantova che produce lambrusco mantovano, ripeto lambrusco mantovano, quindi non siamo emiliani ma siamo lombardi. Siamo qui al Vinitaly dove presentiamo quest'anno il Piafug White, che è la versione bianca del famoso Piafug lambrusco mantovano. Quest'anno poi siamo particolarmente contenti perché abbiamo vinto diverse cose, tra cui la medaglia d'oro col Virgilius Red Wine Lambrusco Mantovano, medaglia di bronzo con il Race Lambrusco Mantovano e la gran menzione col Piafug. Quindi grande annata per noi, grande annata di soddisfazione. Cantina Gonzaga, nata nel 1928 con 100 soci aderenti, presente in particolare 2 vini che sono il Nuovo Millenaria e il Preludio, che è un vinificato in bianco. Questi 2 vini sono uno appunto un Lambrusco vinificato in bianco ottenuto da Lambrusco Marani, e invece la Millenaria, nato con l'accordo con la Fiera Millenaria di Gonzaga, nasce da 3 vitigni di Lambrusco che sono il Viadanese, il Salamino e i Ruberti. Vinicola Negri è un'azienda produttrice di Lambrusco Mantovano, quindi ci siamo specializzati nella produzione di Lambrusco, che produciamo sia nella metodologia Charmat che metodo classico, quindi come gli champagne. Facciamo anche delle raccolte tardive, quindi cerchiamo di valorizzare il Lambrusco e di far capire che anche l'uva Lambrusco può dare degli ottimi risultati e produrre degli ottimi vini. Quest'anno a Vinitaly presentiamo 2 novità, cercando di uscire dal Lambrusco anche per variare la gamma, e presentiamo un Sauvignon bianco fermo, un Sauvignon bianco frizzante e uno Chardonnay fermo. Noi siamo una cantina della zona del Basso Mantovano, quindi la zona prettamente è quella del Lambrusco. Noi produciamo varie tipologie di Lambrusco, i nostri prodotti di punta sono il solito il Rosso dei Concari, al Scagarun, che sono i nostri prodotti più tipici. Abbiamo dall'anno scorso associato un rosé spumante, sempre da uve di Lambrusco, Sorbare Salamino. Quest'anno presentiamo un prodotto nuovo, il Delizia, che è un Lambrusco mantovano amabile, destinato diciamo di più al mercato estero dell'esportazione. In Cantina di Quistello parliamo di Lambruschi, principalmente Lambrusco di Quistello, dal classico Lambrusco mantovano alle riserve, ormai chiamiamole così, fatte con dei vitigni autoctoni come il Lambrusco Grappello Ruberti, appena riconosciuto dal Ministero, quindi fresco da ottobre, però da uve che hanno più di 2000 anni, quindi questo è un po', non dico la novità, ma quello che noi continuiamo a portare a queste manifestazioni, perché poi alla fine sta riscontrando la positività nel pubblico e nel consumatore. L'azienda Ricchi è un'azienda storica sul territorio mantovano, per noi è comunque Vinitaly una vetrina importante, consolidata nel tempo, ci ha dato modo di consolidare anche diverse reti di distribuzione. Qua a Vinitaly presenteremo un nuovo vino dedicato al fondatore dell'azienda, Vittorio, proprio come il nome del fondatore, Vittorio Stefanoni, un grande rosso che vi invito a venirlo a degustare. La nostra ricerca è una ricerca delle tradizioni e proprio della manualità, noi facciamo tutto come si faceva una volta, con la ricerca fissa, che è la nostra passione, la ricerca della qualità. Siamo 7 amici, 8, che
accomunati prima di tutto dalla passione del vino e anche dall'amicizia, e quando si dice che l'unione fa la forza, questo forse è anche un pochettino il nostro motto, insieme alle emozioni che sappiamo creare tutte le volte che presentiamo un nostro prodotto, perché alla fine è come se fosse una nostra creatura. Noi i nostri vini che produciamo partiamo da un rosé, lo Chardonnay, un 100% Chardonnay, un Sauvignon, poi c'è il Merlot, il Cabernet Sauvignon e infine la nostra bollicina metodo classico che abbiamo chiamato Tempesta. Fattoria Colombara dei Fratelli Gozzi si trova a Monzambano, nel comune di Monzambano, che noi facciamo vino in modo professionale è dal 1985. Con l'evento delle quote latte abbiamo deciso di riconvertire l'azienda dal settore cerealicolo zootecnico a vitivinicolo, trasformando tutte quelle che erano le strutture adibite alla zootecnia in cantina. Oggi siamo qua al Vinitaly con tutta la nostra gamma dei prodotti, in primis con la DOC Colli Mantovani, il bianco, rosso e chiaretto, con i vini DOC del Garda, Merlot, Cabernet e Chardonnay, e poi le nostre riserve che sono lo storico Rosso Saline, il Vigna Magrini e lo spumante metodo classico. È un'azienda molto giovane, guidata da persone giovani e ben volenterose di lavorare al meglio sulla qualità. Al Vinitaly abbiamo portato 3 spumanti metodo classico, Rosé, Elegant e millesimato, Pinot Nero e Pinot Bianco per il Rosé, Pinot Bianco e Chardonnay per l'Elegant e Pinot Nero, Pinot Bianco e Chardonnay per il millesimato. L'azienda Catania si trova a Cavriana, all'interno di una riserva naturale. L'azienda è costituita da circa 20 ettari vitati, una parte si trovano, come dicevo, nel comune di Cavriana e poi abbiamo anche 10 ettari nel comune di Pozzolengo, dove là produciamo Lugana da circa 2 anni, è proprio una novità. Dopodiché abbiamo inserito tra le nostre referenze dei rossi affinati in legno, sono la prima uscita, che hanno fatto 5 anni di legno, è un Cabernet ed un Merlot. Queste sono le 3 novità di quest'anno, ma soprattutto ci siamo portati sull'incentivazione dei vini bianchi, soprattutto sul Lugana. Siamo una cantina reale di Volta Mantovana, da qualche anno ormai sul mercato, una realtà molto giovane. Abbiamo una vasta gamma di vini ovviamente che oggi possono coprire tutto il mercato e tutte le richieste nazionali e anche mondiali. Oggi siamo qua ovviamente con tutta la produzione, però puntiamo molto sul nostro bianco Sauvignon Crestale e poi ovviamente anche il nostro spumante classico Matteo. La strada è a senso unico, dobbiamo solo produrre bene per avere anche un buon riscontro sul mercato. L'azienda Agricola Breda è un'azienda che è stata fondata quasi 100 anni fa, nel 1917, da mio nonno Luigi, che ha sempre fatto vino, però era un'azienda più mista, come le aziende agricole dell'epoca, facevano un po' di tutto, dalla carne al latte ai vini. Da trentina d'anni a questa parte ci siamo specializzati, io e il mio papà, nella produzione di lambruschi e anche vini bianchi frizzanti, vini bianchi fermi, passiti dolci, vini rossi frizzanti, chiaramente il lambrusco, IGT, DOC e anche il passito, che li presentiamo in toto qui al Vinitaly di Verona. Siamo una cantina nell'Alto Mantovano, l'unica cantina sociale, abbiamo 120 soci, presentiamo la nostra gamma dei vini, cerchiamo di farli conoscere al resto del mondo. Abbiamo preso 2 gran menzioni con i nostri rossi Debbio e Bolero, sono rossi importanti lavorati in botte di legno e siamo qua per farli assaggiare al pubblico e agli operatori del settore. È un'azienda storica nella zona, adesso ci stiamo impegnando per farli conoscere un po' di più e per far apprezzare meglio i vini che sono di ottima qualità. Quest'anno noi presentiamo per il primo anno il Lugana, perché siamo ai confini, abbiamo un pezzo di territorio zona Pozzolengo, però il mio orgoglio è per il territorio mantovano dove io ho l'azienda e credo nei piccoli prodotti di nicchia, penso sempre a un contatto umano col consumatore, non è che cerchiamo di andare magari non so in Cina, in America o di qua e di là, quello sarà il turista occasionale che passa, perché crediamo di più, essendo piccole aziende, al contatto umano con le persone. Abbiamo un bel punto vendita, un punto storico vecchio e la gente apprezza, degusta i prodotti, si acquista e il nostro obiettivo è più quello, perché c'è più soddisfazione anche a vendere il prodotto.